Una piena così non si era mai vista. Anche il genio civile ha stimato che quanto è accaduto giovedì sera al fiume Agno non ha avuto precedenti nella storia del torrente che nasce sopra Recoaro. Antonio Fabris, residente di Valdagno, studia da molti anni le vicende dell'Agno e ha scritto diversi libri. È una storia lunghissima. Io ho censito 130 alluvioni nell'arco di 500 anni. E le più disastrose sono state nel 1882, 1905 e 1907. Nel 1905 lo stesso ponte è stato divelto durante la piena primaverile in maggio, dove le acque piovane si sono sommate allo scioglimento della neve, quindi c'è stata questa grande alluvione che ha creato una marea di problemi nel fondovalle. Comunque le zone più minacciate sono sempre state quelle a valle, da Trissino in giù, Este, Colonia, Veneta, eccetera. Ad inizio Novecento, secondo le ricostruzioni di Fabris, il ponte aveva avuto problemi, poi era stato ricostruito. Quanto accaduto nei giorni scorsi resta un evento eccezionale. Questi sono eventi che si stanno ripetendo, eventi diciamo con piovosità imprevedibili, che quindi grandi masse d'acqua che difficilmente sono gestibili. Qua per fortuna siamo a monte e non a valle.